Bene, allora buongiorno a tutti, sia ai presenti che a tutti coloro che sono collegati via streaming, benvenuti, ben ritrovati. Allora, prima di iniziare volevo fare una piccola comunicazione che però che poi su una cosa che verrà anche aggiornata a breve sul sito. C'è un piccolo cambiamento di programma sullo svolgimento del corso. Se avete sicuramente guardato quali erano gli argomenti delle 3 lezioni, diciamo, vista la prima lezione e anche viste alcune osservazioni che sono state fatte dopo la prima lezione, ho pensato che sia opportuno innanzitutto dire alcune cose che dirò a breve, più in dettaglio di quanto abbia fatto nella prima lezione. E seconda cosa, che possa essere opportuno, visto che questi incontri vengono registrati e restano disponibili sul sito, sia opportuno concludere in maniera, non so se approfondita è la parola corretta, ma cercherò di farlo nel modo più approfondito possibile per il tempo a disposizione, l'argomento insiemi numerici, in modo tale che questo sia un materiale che poi rimane fatto e concluso e quindi disponibile sul sito dell'Istituto Veneto per il futuro e che possa essere usato invece magari per delle attività su questo argomento, ma di tipo più laboratoriale, fatte in altro modo. Quindi anche la terza lezione sarà sugli insiemi numerici e sarà a completamento di questo argomento. L'anno prossimo invece, se ci sarà l'opportunità di ripetere questa attività, penso che potrebbe essere opportuno fare delle attività più laboratoriali su questo argomento e invece delle video lezioni su degli altri argomenti che possano avviare delle discussioni su argomenti nuovi. Allora, quindi questo aggiorneremo sul sito dei Lincei a breve il programma. Come ho detto l'altra volta, ho deciso di occuparmi di insiemi numerici e di riprendere l'argomento dall'inizio, quindi dall'insieme dei naturali che abbiamo visto molto rapidamente perché non c'è molto, non mi sembrava che ci fosse molto da dire su questo, e abbiamo introdotto gli insiemi relativi perché ho scelto questo argomento degli insiemi numerici come diciamo un punto di partenza per un'attività che possa portare a vedere un argomento, diciamo, della matematica che si evolve nel tempo, nel senso si è evoluto nel tempo dal punto di vista storico per noi, ma si evolve nel tempo anche nel tempo scolastico di un ragazzo, perché a seconda del momento scolastico in cui si trova si presentano gli insiemi numerici interessanti, per quel momento i bambini della scuola elementare iniziano a lavorare solo con i numeri interi, poi con le frazioni o i numeri relativi e così via. Tuttavia il fatto di vedere un argomento nella sua completezza permette di puntualizzare e di fissare alcune idee che possono essere, che dovrebbero essere le idee guida anche, soprattutto per chi insegna, nel presentare gli argomenti anche a distanza nel tempo, ma in maniera coerente e con un linguaggio che non si modifica troppo nel tempo. Vabbè, qui ho preparato un lucido in cui avevo pensato ad alcune cose. Comunque ribadisco che questa iniziativa da parte dell'Accademia dei Lincei parte dai risultati che non sono mai molto confortanti nei test internazionali sull'apprendimento della matematica in particolare, ma anche delle scienze, e qui ho scritto
italiano, ma naturalmente si intende la comprensione si intende soprattutto la comprensione di un testo dei nostri studenti, e dal ritenere che questo sia per il nostro Paese un problema non indifferente, e quindi cercare di individuare quali possono essere i punti critici o di come si può intervenire per migliorare la situazione su questo. Ora, da parte dell'Accademia dei Lincei e quindi delle accademie locali come l'Istituto Veneto e di tanti colleghi, il desiderio di poter mettere la propria esperienza a disposizione di questa attività viene soprattutto dalla passione per la propria materia, dal desiderio di riuscire a trasmettere qualcosa di significativo, appunto, che possa migliorare questa situazione. Tuttavia, la gran parte di noi non ha esperienza diretta di didattica con i ragazzi della scuola secondaria, né di primo grado né di secondo grado. Le esperienze che noi possiamo portare sono non tanto esperienze di didattica, ma la conoscenza di una materia che si è evoluta nel tempo e che anche noi stessi abbiamo imparato invece attraverso la scuola, spesso in maniera molto discontinua, ma dove per discontinuo intendo, lasciamo stare pure la scuola primaria dove c'è un linguaggio e un'attenzione a un certo tipo di problemi, ma anche quando si iniziano a introdurre delle cose un po' più teoriche, spesso queste sono introdotte in un certo modo nella scuola secondaria di primo grado, poi nella scuola secondaria di secondo grado si cambiano alcune cose, dopo entrerò nel dettaglio di questo, e così via. E questo è, diciamo, forse il modo in cui è più vicino al modo in cui si è evoluta la matematica, ma oggi vediamo le cose da un punto di vista più generale forse, ma anche più semplificato, e ci sembra che si possano introdurre abbastanza presto un certo linguaggio, un certo modo di vedere le cose che rendono lo sviluppo della matematica poi più coerente nel corso della vita scolastica di un ragazzo. Quindi, diciamo, le cose principali che abbiamo osservato si basano sul fatto di avere di fronte degli studenti grandi, che quindi arrivano con il loro bagaglio di esperienze e di nozioni, chiamiamole così, matematiche, e naturalmente guardando e sentendo le cose che questi ragazzi sanno o dicono di sapere o dicono di non sapere o non sanno, magari ci siamo fatti delle idee giuste o sbagliate, non lo so. Comunque ci siamo fatti un'idea, e l'idea principale è questa che vi ho detto, che a volte le cose vengono presentate in un modo, poi si cambia il contesto e allora vengono presentate in un altro modo e c'è qualcosa di diverso rispetto a prima, e questa è una cosa proprio che accade, mi sembra, solo in matematica. In tante altre discipline, quando si deve insegnare una cosa, non so, alle scuole elementari o così, oppure a un certo punto della scuola si usa un linguaggio o si semplificano le cose, non si raccontano tutti i dettagli di una cosa perché
i ragazzini sono troppo piccoli, però tendenzialmente quando si va avanti si tende ad aggiungere più che a cambiare il linguaggio, si aggiungono nozioni, si aggiungono particolari, dettagli, più che cambiare completamente le regole del gioco, cosa che a volte in matematica accade o i ragazzi percepiscono questa cosa ogni tanto. E questa cosa comunque è un po', di questo abbiamo trovato riscontro analizzando un po' diversi libri di testo, soprattutto della scuola secondaria di primo grado, andando a cercare alcune nozioni che ritornano magari in anni diversi, si scopre che ci sono delle cose che appaiono diverse. Quindi il tentativo di presentare, per esempio, l'argomento numeri relativi, sul quale torniamo anche oggi, è quello di cercare di presentarlo in un modo che sia adatto a non essere modificato nel tempo poi, a seconda delle esigenze. Quindi che sia presentato in maniera abbastanza semplice, puntando su delle cose ben precise che sono quelle che poi rimangono costanti anche fino all'università, senza dover cambiare queste cose. Quindi ribadisco che non c'è, da parte mia in particolare, non c'è nessuna esperienza di insegnamento vero e proprio. L'esperienza che posso mettere in gioco è questa, la mia conoscenza della materia e l'osservazione degli studenti e anche la lettura dei libri di testo. Quindi diciamo, il mio intervento vuole essere un intervento che è in grado di mettere un pochino in evidenza alcune cose e fornire un percorso più, a mio modo di vedere, anche più semplice. Allora, alcune osservazioni, le ho anche già fatte la volta scorsa, ma vorrei ribadirle. Forse qualche volta si può avere l'impressione appunto che i docenti di un ciclo scolastico dicono rispetto al ciclo precedente, ci arrivano i ragazzini che non sanno niente, non hanno imparato le cose, eccetera. Questo, diciamo, oppure si trovano appunto queste difficoltà nel linguaggio così. Questo, l'ho già detto l'altra volta, sicuramente non è dovuto al fatto che si fa poca matematica nelle scuole. Forse anni addietro le ore dedicate alla matematica potevano essere poche, ma nel tempo sono state un po' aumentate. Adesso non so esattamente nella scuola secondaria di primo grado, ma in quella di secondo grado sono state aumentate e le ore sono tante e si fa effettivamente tanto, anche prendendo in mano i libri delle scuole, della scuola secondaria di primo grado, c'è veramente tantissimo materiale dentro questi libri. Quindi i programmi sono molto vasti, si lavora tantissimo e quindi non è che gli studenti sanno poco, hanno fatto tanto e conoscono tante cose. Un altro problema è quello che è stato anche sollevato, diciamo, nella discussione seguita alla prima lezione, è quello delle competenze. Adesso, appunto, non avendo molta esperienza, non avendo nessuna esperienza di insegnamento nella scuola secondaria, non so esattamente come si svolgono queste cose, però so che vi viene chiesto di stabilire quali sono le competenze che hanno i ragazzi. Ecco, le competenze e i test internazionali a cui ho fatto riferimento prima vanno proprio a testare le competenze dei ragazzi. Su questo c'è da dire qualcosa, vorrei dire una cosa piuttosto importante secondo me.
Allora, questi ragazzi appunto hanno fatto tante cose, conoscono tanti argomenti, spesso conoscono tanti strumenti e hanno effettivamente delle competenze sull'uso di questi strumenti. Mi ha molto colpito l'anno scorso una cosa che ha citato la professoressa Bonotto nella sua lezione. Il riferimento preciso lo trovate eventualmente nella sua lezione. In uno di questi test c'era una domanda per studenti della secondaria superiore il cui testo era questo: è dato il polinomio x-1 per x-2 per x-3 per x-4 per x-5 e si chiedeva di determinare tutti i valori di x che annullano il polinomio. Allora, più dell'80% degli studenti italiani ha risposto correttamente, ma facendo così, sviluppando tutta la moltiplicazione di questi 5 binomi e poi applicando la regola di Ruffini. Quindi, questo cosa significa? Che quegli studenti avevano delle forti competenze, perché moltiplicare tra di loro 5 binomi richiede una competenza di calcolo significativa. Così come applicare Ruffini a un polinomio di quinto grado, lo stesso richiede competenze, lavoro, concentrazione, eccetera. Però, al tempo stesso, questo dice che quegli studenti non sapevano assolutamente cosa stavano facendo. Allora, attenzione al non eccedere con le competenze nel applicare regole, calcoli, eccetera, ma vorrei sottolineare l'importanza del saper capire cosa viene chiesto e come rispondere senza necessariamente utilizzare grandi strumenti, quindi una competenza maggiore nel saper interpretare il problema nel modo corretto, piuttosto che saperlo risolvere facendo solo dei calcoli. Quindi questa è una competenza molto importante e che sicuramente per la quale non c'è una ricetta semplice o per poter ottenere questo tipo di competenza, ma questo tipo di competenza è una competenza che si sviluppa nel tempo e con un atteggiamento nei confronti della matematica, perché stiamo parlando di questa materia, che dovrebbe essere un atteggiamento che guida l'attività quotidiana dei ragazzi all'interno di questa materia. Un'altra cosa che è molto evidente prendendo in mano questi libri, per esempio, è che sono molto ricchi e molto densi di definizioni, proprietà, formule e così via. Quindi anche qui di nuovo è chiesto ai ragazzi di imparare molte cose anche a memoria e poi saperle applicare. In molti casi, a mio avviso, si potrebbero semplificare queste cose, e nella prima lezione era un po' questo il senso che volevo dare. Introducendo i numeri relativi, molto presto mi sembra che alcune cose possano essere viste in maniera più semplice, nel senso che richiedono meno definizioni, meno proprietà, magari sono un pochino più difficili perché richiedono un po' più di tempo per essere comprese, assimilate, capite. Però richiedono meno nozioni. Per esempio, la volta scorsa una cosa che
sulla quale mi sono soffermata parecchio è quella sui simboli, che un simbolo deve indicare un'unica cosa, e abbiamo detto che se teniamo il simbolo più per indicare che stiamo facendo l'operazione di somma, e invece teniamo il simbolo meno per indicare l'opposto di un numero, e quindi questo ci permette di parlare della proprietà della somma, dell'operazione di somma e delle sue proprietà, rinunciando a enunciare e ricordare a memoria tutte le proprietà della sottrazione, che sono solo una conseguenza delle proprietà della somma. Questo permette anche, faccio sempre l'esempio legato a questo discorso della somma e della sottrazione, per mettere in evidenza che parlando per esempio di sottrazione, questo a un certo punto ha come conseguenza che ci troviamo davanti a una matematica diversa. Per esempio, alle elementari si impara che la sottrazione non è un'operazione commutativa, perché non possiamo scambiare l'ordine dei termini che entrano in gioco nella sottrazione. Nel momento in cui introduciamo i numeri relativi, se continuiamo a parlare dell'operazione di sottrazione, la sottrazione diventa commutativa. E questa non è una bella cosa da dire a un ragazzino che ha imparato una cosa e poi la cosa cambia all'improvviso. Allora, c'è da mettere in evidenza che alle elementari l'operazione che lui fa e che chiama sottrazione è un'operazione aritmetica che serve a fare un calcolo, è un algoritmo e che si usa in quel contesto. Quando poi si cresce e si inizia a parlare di algebra, allora è il momento di introdurre un linguaggio nuovo e più coerente, nel quale questa operazione di sottrazione non c'è, abbiamo solo l'operazione di somma, ma possiamo sommare tra loro numeri negativi, e questo a un certo punto porta magari a eseguire un'operazione aritmetica di sottrazione, ma quello è un algoritmo che ci serve a ottenere un risultato, mentre le proprietà che utilizziamo, compresa la proprietà commutativa, sono tutte le proprietà della somma e basta. L'altra cosa, diciamo, che si lamenta questo da tanto tempo e da tanti fronti, è lo scarso legame che c'è tra matematica e realtà, tra matematica, e qui ho aggiunto anche tra matematica e cultura, anche perché in questa sede, come forse sapete, ormai da anni si tiene un famoso incontro ogni anno su matematica e cultura, in cui proprio si vuole mettere l'accento sui legami tra la matematica e la cultura. Allora, questo legame tra matematica e realtà e tra matematica e cultura. Allora, lo scarso legame tra matematica e realtà è una cosa che almeno, non so, probabilmente capiterà anche a voi, ma io tantissime volte mi sento dire, quando qualcuno mi chiede cosa fai, insegno matematica, dico, a me la matematica non piace perché è una cosa così slegata da tutto il resto. Oppure pensano che sia fare operazioni, oppure una cosa slegata dal resto del mondo. Ecco, allora questo, vabbè, a parte di dire che non è vero, eccetera, però sicuramente a volte c'è questa percezione nei ragazzi che quando si fa matematica si fa qualcosa di molto staccato dalla realtà, ed è così staccato che ci sono anche dei casi, ma non infrequenti, di ragazzi che a scuola non sono assolutamente capaci di risolvere un problema,
matematico, poi escono dalla scuola e vanno a lavorare e si trovano in un contesto concreto in cui devono fare le stesse operazioni che gli venivano richieste a scuola e sono capaci di farle, perché hanno concretizzato il problema così. Quindi queste cose sicuramente sono tutte dei problemi che concorrono a creare, diciamo, questo problema. Allora, gli obiettivi che ci diamo in questa attività sono quelli, l'ho già detto, di fare un percorso il più possibile completo all'interno di un argomento per trovare un linguaggio che possa essere utilizzato molto presto con i ragazzi e che sia lo stesso che li accompagna poi in tutto il cammino scolastico. E quindi, volendo prendere un argomento e trattandolo in maniera completa, significa che dobbiamo riprendere i concetti proprio di base. Qui ho scritto elementari perché non è detto che siano così elementari, anche i concetti che abbiamo visto la volta scorsa, ma il fatto di riprenderli dalle basi fissa le idee una volta più per tutte e soprattutto permette di rivederli anche in prospettiva di quello che si vedrà un domani quando si introducono concetti più avanzati. Anche qui non è detto che siano più difficili, ma potrebbero esserlo. Ecco, cosa ci aspettiamo da questa attività? Beh, io personalmente mi aspetto un pochino che spero di fornirvi dei mezzi per riprendere anche in mano i libri di testo e rileggerli alla luce delle cose che ci siamo detti qua. E anche che questo possa darvi l'idea di poter mettere in atto qualche attività per ripercorrere, non dico tutto il percorso che faremo, ma anche solo qualche piccola parte di questo percorso con i ragazzi. Allora, ripercorrere questo percorso come si può fare? Beh, forse attraverso dei laboratori, però per questo dobbiamo capire cosa intendiamo per laboratorio. Non stiamo facendo un laboratorio di scienze o di fisica in cui abbiamo bisogno di strumenti e anche di persone che sanno usare quei determinati strumenti. Quindi dobbiamo un attimo capire cos'è un laboratorio di matematica e per certi versi un laboratorio di matematica è fatto anche solo di carta e penna o anche solo dalla nostra mente. Tuttavia sappiamo bene che, come si insegna anche con i regoli ai bambini della scuola elementare, alcuni materiali o alcune attività anche manuali possono, o qualche gioco può aiutare nell'apprendimento e anche nell'intuizione di regole più generali sottostanti alle cose che si vedono. Una cosa che può essere considerata un laboratorio è per esempio la soluzione di un problema autentico. Adesso io uso questa parola che mi sembra vada molto di moda nella scuola, non so se ho capito bene che cos'è un problema autentico, ma mi sembra che si tratti di un problema concreto che può trovarsi nella vita di tutti i giorni, che viene formalizzato in maniera matematica e risolto con gli strumenti della matematica. E se lo vediamo in questo modo, questo è sicuramente un ottimo laboratorio. Queste attività dovrebbero fornire, diciamo, questa attività o delle attività, anche delle discussioni con i ragazzi, dovrebbero essere non solo finalizzate all'apprendimento dell'uso di algoritmi, regole
metodi di calcolo e così via, ma anche allo scoprire regole, definizioni a partire dalle osservazioni che si possono sperimentare attraverso qualche esempio concreto. Ma ancora mi sento di dire, e vorrei sottolinearlo, questo perché ritengo che sia una cosa davvero importante, quando parliamo di insiemi numerici, gli insiemi numerici di cui intendo parlare sono i naturali, i relativi, l'insieme dei razionali e dei reali. Quando parliamo di questi insiemi, un laboratorio straordinario è la retta. La volta scorsa siamo partiti proprio dalla retta, dal definire un orientamento sulla retta, un'unità di misura se vogliamo chiamarla così, e abbiamo rappresentato sulla retta i naturali e gli insiemi relativi. Ma al di là di questa rappresentazione, che è comoda per tanti versi, sulla retta possiamo fare tante cose che sono, da un lato, adesso voglio ritornare a parlare di numeri naturali, di numeri relativi, ma, questo abbiamo avuto anche già occasione di dirlo la volta scorsa, siccome sulla retta ci sono tanti punti, che sono tanti di più di quelli che rappresentiamo come numeri naturali o numeri relativi, questo ci darà l'occasione poi più avanti di fare tante altre osservazioni, di introdurre altre cose. Quindi anche solo la retta con i numeri può essere un laboratorio. Infatti prendiamo la retta e possiamo cominciare su questa retta a fare delle esperienze particolari. Cioè, la volta scorsa abbiamo detto cosa significa sommare, per esempio. Abbiamo detto cosa significa sommare un numero positivo, cosa significa sommare, per esempio fare l'operazione 5 più meno 3 oppure meno 3 più 5. Abbiamo detto come si può fare e questa è una cosa che una volta stabilita la regola anche ogni singolo ragazzo può provare. E cosa può provare, per esempio? Sperimentandolo concretamente, muovendosi secondo quelle regole che gli abbiamo dato sulla retta. Per esempio può sperimentare che 5 più meno 3 è uguale a meno 3 più 5. Allora, questa è un'esperienza particolare fatta con una coppia di numeri, abbiamo scambiato l'ordine di questi due numeri e abbiamo visto che il risultato viene lo stesso. Allora, da qui si può provare a fare delle altre esperienze di questo tipo e forse il ragazzino stesso, anche da solo, può arrivare a pensare che è una proprietà che vale più in generale. Quindi anche da una piccola esperienza come questa possiamo chiederci se sotto ci sono delle regole generali e cercare di capire quali sono. Una domanda successiva è, va bene, dopo esserci posti la domanda, c'è una regola generale? E probabilmente tutti dicono, penso che tutti potrebbero dire, sì, questa cosa la possiamo fare sempre, di scambiare l'ordine perché faccio tot passi a sinistra, tot passi a destra, ma una domanda ulteriore potrebbe essere, riusciamo a dimostrare che questa regola generale è vera, qualunque siano i due numeri relativi presi? Allora, abbiamo intuito che con un'esperienza particolare che vale la proprietà commutativa e poi
una cosa interessante credo sia chiedere in classe ai ragazzi se sono in grado di dimostrare o che cosa gli può venire in mente di fare per dimostrare questa cosa, la proprietà commutativa della somma nell'insieme dei numeri relativi. Allora, penso che una dimostrazione rigorosa, per come la intendiamo, sia impossibile ottenerla, nel senso che la dimostrazione di quella proprietà a partire dalla costruzione dei numeri razionali con tutte le cose sistemate per bene, no, però qualche idea forse penso che possa avvenire facilmente. Qui ho cercato di schematizzare un po' cosa mi aspetterei, insomma, o cosa si può fare come guida per cercare di convincersi che quella proprietà è vera indipendentemente dal caso particolare considerato. E qui torniamo un po' forse a quella rappresentazione che avevamo citato dei numeri negativi usata nell'antichità con bastoncini di colore diverso. Qui uso sia la retta che i bastoncini tanto per capire cosa stiamo facendo e con il colore blu indico i numeri un bastoncino qui ho un bastoncino di lunghezza 5 e di colore blu indica che prendo il numero positivo 5 e col colore rosso prendo dei bastoncini di lunghezza opportuna e che indicano i numeri negativi. Allora qui la regola è che quando prendo un bastoncino blu che indica un numero positivo, vabbè, se non c'è niente appoggio l'estremo sinistro sullo 0 e poi lo metto nel senso della freccia, mentre i bastoncini rossi che rappresentano i numeri negativi gli appoggio l'estremo destro questa volta dal punto in cui voglio partire. Guardate nella terza riga, qui il bastoncino rosso ha all'estremo destro appoggiato sullo 0 e poi va dall'altra parte. Quando sommo uso lo stesso principio, quindi se faccio 5 meno 3, allora il bastoncino azzurro lo appoggio con l'estremo sinistro sullo 0 e il bastoncino il bastoncino rosso lo appoggio con l'estremo destro sull'estremo destro dal punto dove ero arrivata prima e vado dall'altra parte. Facendo così, quando faccio 5 più 3, prendo il bastoncino azzurro, poi vado sul punto dove ero arrivata e appoggio il bastoncino rosso che rappresenta meno 3 e arrivo qua. Poi posso fare l'operazione così come l'ho detta, parto da 0, prendo il bastoncino meno 3 e attacco il bastoncino blu e arrivo nello stesso punto. Vabbè, questo è del tutto equivalente a quello che abbiamo fatto prima e qui vedo solo il risultato delle due operazioni. Come posso convincermi del fatto che questa cosa qui non è legata al fatto che ho proprio 5 e meno 3? Abbiamo detto l'altra volta che questa retta nella quale rappresentiamo le cose, per comodità la mettiamo orizzontale e orientata verso destra, ma possiamo fare un po' quello che vogliamo. Per esempio, posso rovesciare la retta che c'era sotto. Rovescio la retta che c'era sotto in modo tale, non l'ho fatto casualmente, ma in modo tale che il punto in cui comincia il bastoncino rosso qui coincida con lo 0 sopra. E allora vedete che il risultato di questa operazione è uguale al risultato di questo. Direte, è ancora sempre l'operazione 5 meno 3 o meno 3 più 5.
ma ancora, se vogliamo svincolarci dall'idea che quelli sono quei particolari numeri scelti, in realtà potrei dimenticarmi del fatto, qui vediamo solo il fatto ancora che c'è il risultato è lo stesso, potrei togliere quei segni che avevo messo prima, devo mantenere lo 0 ovviamente e l'orientamento così come l'avevo fatto, ma se penso che quel bastoncino azzurro invece di 5 possa rappresentare 10 e il bastoncino rosso possa rappresentare 6 anziché 3, posso solo mettere i puntini un po' più fitti sulla retta. E allo stesso modo potrebbero rappresentare più 100 e meno 60 e così via, perché la scelta dell'unità che avevo fatto all'inizio è del tutto arbitraria. Allora questo procedimento in qualche modo non è una dimostrazione rigorosa del fatto che quell'operazione di somma che abbiamo definito nell'insieme dei numeri relativi è commutativa, però c'è molto vicino, cioè è qualcosa di cui ci si può convincere e in cui si può credere perché è rafforzata da queste osservazioni. Ecco, allo stesso modo, qui ho fatto questo esempio sulla proprietà commutativa, ma ci sono le altre proprietà della somma, per esempio la proprietà associativa, che possono essere trattate in maniera molto simile. Tenete presente che qui questo tentativo di dimostrazione del fatto che la somma è commutativa l'ho fatta utilizzando un numero positivo e un numero negativo. Per rappresentare tutti i casi possibili dovrei considerare il caso in cui tutti e due i numeri sono positivi e anche il caso in cui tutti e due i numeri sono negativi, perché la costruzione con i bastoncini sarebbe diversa ovviamente. L'ho fatto in questo caso perché così si vedevano i due numeri di segno diverso. E questo, quindi, anche se questo non è un laboratorio nel senso stretto, come siamo abituati a pensare ai laboratori, ma il fatto di lavorare in questo modo, ma di proporre ai ragazzi di trovare loro le regole e di capirle attraverso questo tipo di esperienza, penso che sia una cosa che si può effettivamente mettere in atto. Ecco, veniamo anche alla questione del problema autentico. Mi sembra che anche sulla base della discussione della volta scorsa, il migliore esempio di problema autentico con i numeri relativi sia quello del conto corrente bancario, dove il credito corrisponde ai numeri positivi e il debito corrisponde ai numeri negativi. Allora, qui diciamo il conto corrente può servire per concretizzare, adesso qui ho scritto la sottrazione, direte che mi sto contraddicendo in qualche modo, però l'ho fatto apposta, diciamo, l'ho fatto apposta. Allora, il motivo per cui ho richiamato questo problema autentico è che ancora una cosa che è stata sottolineata, che non sono riuscita, di cui non sono riuscita a parlare l'altra volta, ma che molti sottolineano come una delle cose più critiche nell'ambito dei numeri relativi, è quella di dare una
giustificazione del fatto che il prodotto di due numeri negativi è positivo. Allora, sicuramente, in questo caso, per esempio, ritorniamo a parlare di sottrazione solo per un attimo per arrivare a giustificare questa cosa qui, perché parleremo di prodotto di due numeri negativi come sottrazione di un debito e adesso lo vediamo in un attimo. Però poi, diciamo, è solo un'introduzione di questo concetto per giustificare questa regola del prodotto tra i segni, chiamiamola così, ma diciamo in ogni caso non va a intaccare l'idea che nell'insieme dei numeri relativi poi c'è un'unica operazione che è la somma. Però è comodo in questo contesto parlare di sottrazione nel senso di cancellazione di qualcosa. Allora, se ritorniamo appunto all'idea originaria che abbiamo di sottrazione che associamo al simbolo meno, a quel simbolo associamo l'idea del togliere qualcosa. Poi con il simbolo meno 2, invece, quando il meno lo teniamo proprio attaccato a un numero, spesso vogliamo dire, in questo contesto per esempio del conto corrente, vogliamo indicare un debito. Allora, se scriviamo per esempio meno 2, potremmo intendere che vogliamo togliere un debito pari a 2. Ma se io ho un debito di 2 e lo tolgo, vuol dire che ho un credito e quindi diventa un più 2. Così come potremmo dare questo significato alla moltiplicazione meno 3 per meno 2 dicendo che ha questo significato. Se scrivo meno 3 per meno 2 vuol dire che tolgo 3 volte un debito pari a meno 2. Ho scritto 2, sì, no, il debito pari a 2, quindi il debito è 2, giusto. Quindi, se scrivo, diciamo, se torniamo all'idea di moltiplicazione, la moltiplicazione tra numeri positivi, quando scrivo 3 per 4 intendo che sommo 3 volte 4. Prendo il 4 e lo sommo 3 volte. Quindi, di nuovo, adesso se voglio estendere il concetto di moltiplicazione tra un numero positivo e un numero negativo, quando scrivo 3 per meno 4, significa che prendo 3 volte un debito di 4. E se faccio la moltiplicazione meno 3 per 4, significa che tolgo 3 volte una quantità pari a 4. Se moltiplico meno 3 per meno 4, tolgo 3 volte un debito di 4. E questo è, diciamo, porta a questo, dà questa interpretazione che rende coerente con un caso pratico l'interpretazione della regola dei segni. Possiamo fare anche un esempio proprio concreto. Se io ho una certa quantità di denaro in banca e prelevo 10 euro dal conto corrente, ho il saldo, qui ho scritto il saldo attuale e poi prelevo e l'operazione è quella quantità di soldi che avevo più meno 10. Supponiamo che
Il cassiere, nessuno ormai va a prelevare dal cassiere, però insomma, invece di essere noi a sbagliarci, facciamo sbagliare il cassiere, si sbaglia e invece di scrivere una volta sola l'operazione che ho fatto, la scrive 4 volte. Quindi nel mio conto corrente c'è scritto che quello che ho è il saldo che avevo poco fa più 4 volte per meno 10. Poi però ci accorgiamo che c'è stato questo errore e il cassiere deve rimediare a questo errore commesso, quindi deve fare un'ulteriore operazione. Se prima aveva il saldo più 4 per meno 10, non può correggere l'errore cancellando quello che ha fatto, deve fare un'ulteriore operazione per correggere l'errore, mi deve cancellare 3 volte quel debito che ha messo per errore, quindi deve cancellare 3 volte meno 10, quindi deve fare meno 3 per meno 10 e il conto torna a essere quello corretto. Ok, io direi che adesso è un buon momento per fare una piccola pausa. Dopo la pausa vorrei occuparmi appunto di questo, di questa dimostrazione quasi rigorosa invece del fatto che il prodotto di 2 numeri negativi è un numero positivo. Questa era una delle cose che mi erano state maggiormente segnalate, diciamo, come uno dei punti critici. Abbiamo visto un esempio, diciamo, in un problema concreto, un'interpretazione con il conto corrente del perché il prodotto di 2 numeri negativi deve essere positivo e dopo vediamo una dimostrazione che vorrebbe essere quasi rigorosa, appunto. Va bene, allora ci aggiorniamo tra 15 minuti. 15 minuti, quindi diciamo alle 4:10. Alle 4:10 e nel frattempo appunto ricordo a tutti, soprattutto a chi è collegato in streaming, che le domande devono essere inviate all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it. Va bene, tra poco.